La spesa sanitaria è cresciuta del 6% per i lavoratori, del 4% per i pensionati. È il primo risultato che balza all'occhio dalla campagna fiscale del CAF CGIL del Veneto, che fino ad oggi ha elaborato l'81% delle pratiche. La media di spesa sanitaria è di 1.223 euro per un pensionato, 1.145 euro per lavoratore. Stiamo parlando di oltre 249 milioni di euro complessivi per chi si rivolge al CAF CGIL del Veneto, 12 milioni in più rispetto al 2021. In provincia di Treviso sono diventati 165 i centri di medicina privata in questi ultimi 10 anni, con un giro d'affari di circa 150 milioni. Cosa sta a dimostrare questa tendenza? Che ne dicano i politici, che ne dica il governo, che ne dica Zaia, che ne dicano i Soloni, che studiano il sistema sanitario nazionale, che stiamo andando verso la privatizzazione della sanità. Il diritto alla salute, aggiunge il segretario dei pensionati della CGIL trevigiana, è sancito dalla Costituzione. I cittadini però devono sapere che c'è una legge in Italia che ci dice che se il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a darti l'appuntamento e a curarti come è previsto dalla richiesta medica, tu puoi rivolgerti anche alla sanità privata con le spese accollate al Servizio Sanitario Nazionale. Questo è il facsimile della raccomandata diffusa oggi dal sindacato, attraverso la quale si può chiedere rimborso per una prestazione privata ove il sistema sanitario non fosse in grado di erogarla nei tempi previsti della prescrizione. Nei reparti chi lavora chiede personale adeguato e una nuova riorganizzazione. Ci sono liste d'attesa abbastanza lunghe e vengono gestite con delle attività aggiuntive, quindi vuol dire che il personale, per senso di etico, volontario, eccetera, viene richiamato dai servizi per svolgere quelle attività che nell'ordinario non possono essere svolte perché siamo in pochi.